Grazie Presidente. Occanno io mi si può più fare una ragionata in Salimva de Casteddu, proite sa die de sa Sardegna e noi e sa die de sa Ciappa de sos piemontesos. Però gli interventi che si sono susseguiti, abbiamo scritto pure alcuna cosa, ma da lasso a parti. E voglio invece dare un senso agli interventi che si sono succeduti per dare una risposta e cogliere l'opportunità che si è data di un dialogo sopra la giornata attuale. Consentitemi di iniziare leggendo un messaggio del quale ringrazio molto sentitamente il Presidente del Consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni, che ci scrive rafforzando in questo modo i sensi di fratellanza e vicinanza con il popolo corso. Signore Presidente del Governo sardo, caro Presidente, in issu 28 di aprile, zadire sa Sardegna, giorno di memoria e di speranza, voglio mandare a situazioni sarde, alle elette e eletti sardi un saluto fraterno. Sardegna e Corsica sono chiumellate da storia, da geografia, da lingua e cultura. Abbiamo iniziato in 2016 una dimarchia di convergenza e di complementarità per far sentire di modo più efficace la voce dei nostri popoli, dai stati italiano e francese, ma di noi in Europa e in un Mediterraneo. Ci tocca rinforzarla, aprendo insieme una strada di sviluppo e di spannamento per le nostre due isole. E così sia, in cui i miei saluti, i più cordiali e tanta fede in l'amicizia dei nostri due popoli. Grazie a Gilles Simeoni per questo messaggio che, come dicevo, conferma il lavoro che si sta portando avanti anche a livello internazionale, l'autorevolezza della Sardegna che viene avvertita come interlocutore non solo all'interno dello Stato italiano ma in Europa. Credo che gli aspetti storici, rievocativi, sono stati toccati da tutti gli interventi che mi hanno preceduto. In quest'Aula oggi la coscienza collettiva di una nazione, di un popolo intero, si ritrova nei simboli che la sua storia ha costruito e che noi abbiamo istituzionalizzato con provvedimenti normativi, anche grazie a quello che veniva ricordato dall'onorevole Mula, al portato storico di un partito che quest'anno compie un secolo di vita. Il gonfalone della Sardegna, la nostra bandiera, l'inno che abbiamo appena ascoltato, la nostra lingua, sono tutti elementi costitutivi di un comune sentire che lega ogni sardo, al di là della propria appartenenza e delle proprie scelte. Quest'anno in particolare Sadia de sa Sardegna si pone come fulcro di un periodo che si è aperto con la Pasqua, è proseguito con i 100 anni del Partito Sardo d'Azione, con il 25 aprile la liberazione, con l'anniversario della morte di Gramsci il 27 aprile per arrivare oggi a Sadie e fra qualche giorno al 1° maggio riconosciuto universalmente come giornata dei lavoratori. Credo che questo periodo abbia più che mai un senso dopo mesi difficili, di grande sofferenza per tutto il popolo sardo e per tutto il genere umano nel mondo. Piangiamo le vittime di una pandemia che non ha grandi precedenti nella storia autonomistica e repubblicana, piangiamo la disperazione di famiglie, di intere popolazioni, basti pensare a quello che sta accadendo in questi giorni in India o in altre parti del mondo. Ecco, credo che davanti a queste sfide il messaggio di questo tempo sia un messaggio che impone a tutti una prospettiva e una speranza. Però, visto che sono state rievocate, come sempre accade in queste occasioni, nuove tirannie, abusi insopportabili, nuovi feudatari,
Ed è vero, queste sfide si ripropongono costantemente nella storia del nostro popolo e assumono di volta in volta le vesti del feudatario, di un governante, di una politica sbagliata, di una pandemia. Però ecco, ho voluto mettere da parte il mio intervento scritto per fare questo ragionamento, perché credo che oggi, più che mai, anche davanti a certe insopportabili strumentalizzazioni e mistificazioni, si debba compiere in quest'Aula il passaggio del rito da celebrazione a paradigma, e cioè da semplice rievocazione a modello che ci dia una condotta e un comportamento per evitare di ripercorrere non solo la storia, ma gli errori che la storia ci ha fatto fare. E allora Sadie de sa Sardegna, è vero, ha segnato l'apice dei Vespri sardi, ha segnato la cacciata del viceré e dei piemontesi in una vicenda assolutamente originale, perché si pone a seguito dei fatti della Rivoluzione francese, seppur distaccata da quegli eventi, e subisce però un'anticipata restaurazione molto più feroce di quella che si avrà nel resto d'Europa col Congresso di Vienna. Tant'è che la fine dei Vespri sardi vede la forza bruta dei Savoia giustiziare decine e decine di sardi, squartare i cadaveri e appenderli alle porte delle 4 torri della città. E questo è l'aspetto del quale non parliamo. Questa è l'altra faccia della medaglia. Il 28 aprile vengono cacciati i piemontesi, da lì parte un importante esercizio anche di cultura giuridica e istituzionale dei sardi, che attraverso le antiche istituzioni del regno riescono a governare in maniera ordinata la cacciata del viceré, perché la Reale Udienza assume le funzioni viceregie a sale riunite, come era previsto dagli antichi statuti, e Giommaria Angiò in particolare, giudice di quella Reale Udienza, ha l'intuizione di integrare immediatamente queste funzioni con la convocazione del Parlamento, dei 3 stamenti tradizionali, ecclesiastico, militare e reale, ma ha la percezione chiara che in quel momento anche gli stamenti non riuscivano più a rappresentare per intero una società che era profondamente cambiata. E chi mancava in quella rappresentanza? Mancava la borghesia delle città, che nasceva e premeva sempre di più per avere rappresentanza dei propri interessi. Mancava ancora la grande massa rurale delle popolazioni sotto il giogo di un feudalesimo che ancora in Sardegna imperversava con un insostenibile peso su tutte le famiglie. Ecco, quella saldatura tra i moti del 28 aprile a Cagliari, seguiti poi da altre città della Sardegna, e la spinta antifeudale ebbero però un epilogo del quale dobbiamo avere il coraggio di parlare. E l'epilogo fu una sconfitta per tutti i sardi. Perché ci fu una restaurazione così feroce? Perché una parte di chi aveva mandato Giommaria Angiò verso Sassari come Alternos a liberare quelle popolazioni lo tradì tutti i sardi e restaurò il regime monarchico dei Savoia. Ecco, sinché non avremo il coraggio di dare una risposta chiara a questa domanda, rischiamo che il rito sia solo celebrazione, non paradigma. Dobbiamo avere il coraggio di dire che quella sconfitta fu il frutto del tradimento e del discredito che alcuni sardi gettarono su chi governava quella fase rivoluzionaria. Perché l'arcivescovo Melano di Cagliari venne mandato a trattare col Papa di allora la resa e il ritorno dei Savoia da alcune ben identificate famiglie, da alcuni ben identificati ceppi familiari dell'isola.
E allora, se paradigma ci deve essere, quando nei tempi d'oggi si lamenta la perdita di autorevolezza della Sardegna e del suo presidente, quando le sedute di quest'Aula sono state costellate dal tentativo di delegittimare sia questo Consiglio regionale, in particolare la sua maggioranza, sia il Presidente della Regione, io credo che una riflessione la si debba fare prima di introdurre un tema del genere in questa seduta. E allora proviamo a dire qualche verità. Proviamo a dire che da quando è stato istituito il sistema dei colori per la classificazione delle regioni italiane, la Sardegna nei numeri, non nelle opinioni, è la regione che ha avuto meno settimane di chiusure di zona rossa di tutta Italia. Mi dite qual è lo scandalo della gestione? Abbiamo il coraggio di dire, ed è certificato dai numeri, anche questa volta non dalle opinioni, che la Regione Sardegna è quella che ha stanziato maggiori risorse proprie, aggiuntive, per ristorare aziende, cittadini e imprese, aggiuntive rispetto a quelle del governo. E lo certifica anche il Sole 24 Ore su tutte le graduatorie che pubblica. Vogliamo dire che quando parliamo di vaccini siamo assolutamente in linea con i target e gli obiettivi che ci ha assegnato la gestione commissariale nazionale? Vogliamo dire che nei giorni scorsi ci è stato anche detto di rispettare quel target, non andare oltre, perché diversamente non si sarebbe potuta garantire l'approvvigionamento delle fiale? Vogliamo dire che se si fa la classifica guardando solo a un segmento, e cioè ad una categoria di età, senza dire che in precedenza la Regione Sardegna ha fatto la scelta di campo di vaccinare per primi tutto il personale sanitario, perché lì nella prima ondata avevamo avuto il problema. E se si fermano i reparti e se si fermano le case di riposo c'era un problema. E allora noi abbiamo vaccinato per primi quelli, e sono 40.000 soggetti. E poi, man mano che si ricevevano le dosi, abbiamo proceduto con tutto il resto. Vogliamo dire un dato di ieri sui fragili e fragilissimi? Su 14.000 chiamate hanno accettato e risposto appena 3.800 e sono state fatte. Ecco, io credo che come nell'inno del Manno c'è un passaggio e dice è s'ora. Questa sia davvero l'ora, ma se vogliamo che non sia un'ora sterile, perduta nella celebrazione di un pezzo della nostra storia, dobbiamo prima di tutto recuperare il senso della verità e capire che lo scontro politico, che ci deve essere perché è uno stimolo per tutte le maggioranze a fare di più e meglio, deve però giocarsi sul terreno dei dati oggettivi, non delle strumentalizzazioni. Solo su quel terreno si può trovare l'unità di tutto questo Consiglio, di tutte le forze politiche, davanti a un popolo che non salverà un pezzo della politica, un partito piuttosto che un altro. La capacità di dare risposte in questo momento verrà valutata come la capacità del sistema politico di affrontare questa emergenza. E qui non ha senso continuare a chiamare come allora, come 200 anni fa, gli aiuti esterni per rappresentare una Sardegna poco autorevole, una Sardegna in panne, una Sardegna in piena emergenza crisi sanitaria. Chiamare da oltremare qualcuno perché faccia qualche trasmissione per dipingere la Sardegna in un modo diverso da quello che è, non è certo il modo per restituire autorevolezza alle istituzioni,
non è certo il modo per dare risposte a chi fuori da quest'Aula le chiede. E allora credo che il senso di questa giornata, di questa DIE, e mi scuso con i nostri ospiti se il mio intervento non è stato un intervento di taglio storico in termini propri, ma ha voluto attualizzare i contenuti storici alla congiuntura che viviamo in questo particolare momento. Credo che il valore dessa DIE sia trarre un paradigma di comportamento oggi che dia coinvolgimento a tutte le forze politiche, che si tratti di PNRR, che si tratti di gestione della pandemia, ma su un piano di verità e di oggettività. Chiudo sul PNRR perché è stato lanciato l'ennesimo appello. Io ho detto più volte, in più sedi, che c'è tutta la disponibilità a discutere insieme, abbiamo provato anche più volte a coinvolgere l'Aula su questo argomento, però anche lì cerchiamo di inquadrare bene il tema. Attualmente il Governo sul PNRR ha individuato missioni e sottomissioni di carattere generale. La fase in cui queste risorse verranno calate su progetti specifici e su territori specifici è una parte che sarà governata con specifici accordi di programma. E il Presidente Draghi proprio ieri ha detto in Parlamento che per queste attività sono stanziati 90 miliardi sul totale del piano. Il resto lo Stato ha deciso di gestirlo in maniera diretta attraverso le sue controllate partecipate, a partire da Eni per arrivare a RFI e a tutte le altre grandi aziende pubbliche di Stato. Quindi questo è il contesto di riferimento. Ciò detto, consentitemi di augurare, oltre che a ciascuno di voi, soprattutto a tutti i sardi che stanno fuori da quest'Aula, una Die della Sardegna che quest'anno non può avere la gioia nel cuore vista la pandemia, ma può essere un utile momento di riflessione e di prospettiva. E cioè da oggi guardiamo al futuro con le opportunità che la rinascita successiva al superamento, ci auguriamo tutti, di questa grande emergenza darà a ciascuno di noi. E le opportunità, e in questo sottoscrivo l'appello dell'onorevole Ciusa, l'opportunità più grande è creare le possibilità perché ogni sardo possa decidere di poter stare nell'isola, perché saremo stati in grado tutti di creare opportunità di sviluppo e di benessere. Buona dia a tutti. Grazie.